E buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve a tutti, buon pomeriggio, sono le ore 16:06 di questo 27 marzo 2025. Un attimo solo che faccio l'accesso per vedere la chat. Un secondo solo. Allora, sto facendo la verifica che ci richiede ovviamente Restream. Ok, vediamo. Ok, perfetto. No, crosswalks sono le strisce pedonali. Bicycle, eccola qui, va bene. Ok, salve a tutti, salve, benvenuti a tutti. Allora, cosa dobbiamo fare oggi? Oggi facciamo uno sfogliamo insieme di un altro numero di una rivista che è arrivata addirittura al numero 7, prosegue molto bene. Sono usciti anche due speciali, rispettivamente uno dedicato alla gloriosa mamma Commodore e un altro dedicato alla gloriosa casa Spectrum Sinclair. Ok? Sinclair e tutti i modelli di Spectrum che sono usciti. Bellissima quella rivista. Se volete vedere i due video dedicati, uno a Commodore e uno a Sinclair, li trovate tranquillamente sul mio canale YouTube. Ok? Parliamo un po' del canale YouTube, mi avvicino ai 1000 video pubblicati, mi sembra che questo dovrebbe essere il 997esimo e due li ho diciamo già da parte pronti per essere pubblicati questa sera e quindi domani che è il 28 marzo, venerdì 28 marzo 2025, a partire, purtroppo io solo la mattina le posso fare, questa è stata un'eccezione, questa live pomeridiana, io la mattina alle 10:30 festeggerò appunto il 1000esimo video pubblicato su YouTube, sul mio canale YouTube. Ovviamente ne ho tanti già pronti, devo pubblicare tanto materiale e quindi poi dal 1000esimo diciamo si andrà abbastanza spediti, però volevo festeggiare il 1000esimo video facendo una live. In quella live non tratterò solo di retrocomputer, non tratterò solo di cartoni animati, anime, manga e fumetti e non tratterò solo di che è rimasto Reni Toon, Reni Retro, Reni J, quindi vinili, amplificatori eccetera. No, lì si tratterà un po' di tutto, vedremo un po' quelli che sono i miei progetti futuri per questo canale, vedremo un po' quello che ho in mente e quello che già sto cercando di portare avanti. Ok, quindi sarà una live piena e parlerò ovviamente tantissimo. Se vedrò tanta gente connessa, ma essendo la mattina, essendo un giorno lavorativo, non mi aspetto tanta gente, però chi vorrà partecipare tramite la chat risponderò anche a delle domande e parleremo del più e del meno e del futuro di questo canale. Ok? In apertura volevo anche invitarvi a collegarvi ai miei siti che sono classe74.it, è il primo, il principale, il più importante dove fare degli acquisti su Amazon. Poi c'è il secondo sito che è magliettevintage.it dove troverete tante magliette diciamo di tutti gli anni e anche magliette di gruppi rock. Salve Michele, salve. Oggi vedremo questa rivista che vedete in alto a destra, questo numero 7 di Retro Computer, è l'ultimo numero di questa rivista che la trovate ancora in edicola, per quanto qui vedete
c'ho un sacco di roba, c'ho un sacco di arretrati e qui dentro c'è anche Zap, l'ultimo numero, quello che mi pare che è uscito a gennaio, ancora sta qui dentro. Comunque, oggi vedremo questa che è dedicata all'Apple 2. Stavo dicendo di domani mattina alle 10:30 festeggerò il 1000° video pubblicato sul mio canale. Stavo introducendo i miei siti, oltre a classe74.it e magliettevintage.it, potrete andare anche su legolando.it se siete appassionati come me di mattoncini Lego, oppure su starwarsstore.it se siete appassionati dell'universo, del mondo, della galassia lontana lontana, come lo volete chiamare, il tutto dedicato a Star Wars, al franchise di Star Wars. Ok? E poi c'è sempre la musica, che io ce l'ho sempre nel cuore, e quindi abbiamo il mondo del vinile.it per andare ad acquistare dei vinili su Amazon, e poi non meno importante di tutti gli altri c'è renijstore.it. Renij Store, in quel sito troverete tanto materiale inerente alla musica, quindi amplificatori, casse attive e passive, giradischi divisi tra a cinghia e trazione diretta, CDJ per chi ama fare il DJ, quindi anche i CDJ ci ho messo anche le console divise da stand-alone, cioè che non richiedono il computer, e quelle invece che richiedono il computer, che vanno attaccate con l'USB a un PC fisso o portatile. Poi ci sono microfoni, cuffie, puntine, testine, c'è tanto materiale in renijstore.it. Ok, diciamo la parentesi è chiusa e buttiamoci nello sfogliare insieme questa bellissima rivista che è Retro Computer. Ok, io oramai è già diversi giorni, mi sa che non so se è uscita 10 giorni fa quasi, però siamo lì, e qui questa bellissima rivista, ovviamente vedete l'immagine qui è presa dal vinile del Tempo delle Mele, questa, e infatti hanno scritto il Tempo delle Mele perché si parlerà di Apple 2, Apple mela, la mela ciancicata, la mela mangiata. Io non sono mai stato contro i computer Apple, però ho posseduto nella mia vita un solo Apple, che è un Mac Mini G4, tra l'altro PowerPC, su cui avevo installato addirittura il sistema operativo di Amiga. Vabbè, lasciamo stare. Comunque era un bellissimo Mac Mini G4, ce l'ho ancora, sta giù, e niente, mi è stato regalato e ce l'ho ancora. È un quadratino, però è vecchissimo, perché essendo un G4, come sapete, ovviamente ha gli anni d'oro dei processori della serie PowerPC. Ok? Qui invece trattiamo i PC che hanno fatto la storia dall'80 al 2000, vedete? Dall'80 al 2000. Ok, e quindi in questo numero siamo stati abituati a vedere Commodore, a vedere Atari, a vedere Spectrum, Sinclair, eccetera. Questa volta ci dedichiamo invece a mamma Apple, ok? L'Apple, lo sappiamo oramai, l'iPhone continua ad essere il singolo telefonino più venduto al mondo. Perché? Perché gli altri hanno tanti modelli, tanti, diciamo, e sono tante marche, quindi Android, non è che uno dice mi compro Android, che è un Samsung, un LG, io ho Xiaomi, sono affezionato agli Xiaomi, tanti altri possono comprare tante altre marche, Oppo, ce ne stanno 2000 marche di Android. L'iPhone della Apple è unico, e quindi è come dire Commodore 64 e poi c'erano tante copie, tante altre cose. No, il Commodore 64 è venduto come singolo computer, e quindi in questo caso la Apple ha fatto centro con il suo iPhone. Ovviamente non tutti, io non ho mai avuto un iPhone in vita mia, mai, ho sempre preferito questi cellulari Android, mi sono sempre trovato bene, e quindi io poi prendo sempre quelli dismessi da mia moglie. Adesso addirittura sto indietro di uno, ce n'è. Io sto usando un cellulare che mia moglie ha dismesso più di 4 anni fa,
poi c'è quello che ha dismesso 2 anni fa e poi c'è quello che sta usando adesso che ha quasi 2 anni. Quindi diciamo sto parecchio indietro perché mi trovo benissimo col mio, che fa tutto quello che mi serve, addirittura da quando ho levato TikTok va ancora più veloce, quindi davvero non c'è significato, non c'è motivo di cambiare cellulare, poi dovrei fare tutto il backup, ho quasi 40.000 immagini là sopra, comincia a diventare complicato. Allora, quindi qui parleremo appunto soprattutto del Apple. Andiamo a vedere, ed ecco qui che fanno subito la pubblicità alla loro stessa rivista dedicata allo Spectrum, e quelli di Sprea Editori utilizzano anche le pagine di altre riviste per fare pubblicità alle proprie riviste di altro tipo. Questo è un speciale di retro computer dedicato appunto allo Spectrum. E qui invece c'è l'editoriale anni 90 nostalgia canaglia, vedete? E qui vi faccio vedere l'editoriale anni 90 nostalgia canaglia, con riportata ovviamente la copertina. Per chi ha vissuto appieno quegli anni è dura non farsi prendere da un pizzico di malinconia. Nostalgia, malinconia sono tutti sentimenti che chi è nato negli anni 70 come me senz'altro conosce bene, perché magari uno è affezionato, che ne so, alla musica da discoteca anni 90 o alla trance, alla dance o alla musica italiana anni 70, 80, 90, e quindi per qualcosa che abbiamo vissuto in quegli anni sicuramente c'è tanta malinconia, tanta... Oh, e questo è il sommario, guardate quanto è fatto bene. Io vi ripeto, non ho aperto questa rivista fino ad ora, quindi è la prima volta, la sto vedendo insieme a voi, ok? Qui c'è addirittura un tubo, sempre ovviamente un Apple, un Apple. Oh, poi ci stanno pure i videogame sexy anni 90, hai capito? L'impero dei sensi a 16 bit. Attenzione, non abbiamo detto a 8 bit come il Commodore 64, no, a 16 come l'Amiga. Bene, bene, bene. Poi c'è stato un Brew, i Team 17 addirittura, c'è qualcosa, si parlerà del Commodore PET e ce ne sta di roba. Dai, andiamo avanti, se no si fa tardi. Qui, visto che l'immagine è venuta veramente bene, l'hanno ripetuta sulla copertina, un'altra volta dopo dentro, sul menu, e qui il tempo delle mele, ripetiamo un'altra volta la stessa immagine con un bellissimo Apple II con due drive, i due drive sopra e il monitor sopra i drive. Io ce n'ho uno di questi drive esterni, mi sa che io questo l'ho utilizzato, non vorrei sbagliare, ma se questo non mi ricordo come l'ho utilizzato, però ce n'ho uno di questi drive da 5 pollici e un quarto. Questi sono drive da 5 pollici e un quarto, e poi c'è, a me quanto piaceva questo loghetto della mela, questo loghetto della mela tutto colorato, perché a me piacevano tanto i colori, e bisogna dire la verità, Commodore 64 Amiga erano superiori al PC, perché il PC se ne usciva con queste schede video Cirrus Logic, queste schede video che avevano sì e no 8 colori ma fatti veramente male, e quindi no, i colori, due computer, due aziende. Se esiste un Apple II allora ci deve essere stato anche un Apple I, giusto? Certamente, ma nel primo modello si è già parlato a lungo. Va detto che la macchina realmente importante è l'Apple II. Rispetto alla scheda madre essenziale, assemblata senza grandi riscontri all'Homebrew Computer Club, con questa macchina è cambiato tutto, a partire dall'azienda. E qui c'è tutto un articolo appunto sull'Apple II, vedete, un bellissimo articolo che inizia proprio qua. Questa è questa bellissima immagine, ma qua inizia l'articolo con questo logo storico Apple Computer, ok? Andiamo subito, 7, 8 e 9, e quindi storia di copertina, l'introduzione all'Apple II, il computer giusto al momento giusto, vedete? Qui è quando Steve Jobs, lo so, la Apple pure ha fatto tanto, ha contribuito anche, vedete, negli anni, qui siamo negli anni 70, 80, quindi sono tante le aziende che hanno fatto la storia, eppure negli anni 90 e 2000,
perché io ho visto tante aziende, la US Robotics, la Blackstor, la Tricom, posso nominarne tante, la Adaptec, tante case che hanno fatto la storia dei computer negli anni 90-2000, ma qui stiamo parlando dei primissimi anni 80 e ci sono ovviamente, oltre alla Commodore e alla Sinclair con gli Spectrum, anche questa casa, diciamo forse un po' più di nicchia, se vogliamo dirlo. La Apple ha fatto la storia, c'è niente da fare, cioè con il suo sistema operativo ultra stabile, cioè con un hardware diciamo mirato, solo quello, il loro sistema operativo girava su quell'hardware, punto, basta, quindi diciamo che no, ha fatto la storia pure la Apple. Tanto di cappello anche alla Apple, bisogna dirlo, eh. Allora, e quindi qui c'è l'Apple 2, non so se vi ho fatto vedere queste due pagine, stiamo facendo, lo sfogliamo insieme, quindi ve le devo far vedere le pagine della rivista, se no. Allora, ecco Apple Computer Inc., una bellissima insegna, guardate, ok? Andiamo avanti, qui c'è tutto, prosegue tutto l'articolo di copertina, la storia di copertina, appunto intitolato Il tempo delle mele. Oh, vedete che pure la Apple ha utilizzato delle cassette, comunque diciamo le audiocassette, perché quelle pure il 64 erano cassette audio, che poi il 64 utilizzava per registrarsi dei suoni che lui stesso interpretava per caricare dei programmi o dei giochi, ma quelle erano sempre cassette audio, quindi le audiocassette sono state utilizzate in tanti campi, vedete, quindi sia dalla Commodore, in questo caso vedete c'è pure la mela su questa cassetta, vedete c'è una cassetta con la mela disegnata, quindi sono state utilizzate in tanti campi queste audiocassette. E questo invece fa vedere come questi Apple si vedeva tranquillamente che erano assemblati, diciamo, alla buona e meglio, uscivano veramente, io ce l'ho questi, come vi ho detto, un driver di questo, e usciva veramente questa piattina multicolore, come si vede in questa immagine, vedete? Questa è una piattina che usciva da dietro, la piattina multicolore che poi andava attaccata all'unità centrale, cioè veramente tanta roba la Apple, e quindi con tutte le periferiche poi che andavano messe o lateralmente o addirittura sotto al monitor, come in questo caso, vedete? E uno si arrangiava e si faceva, ed eccolo, grande Steve. Oh, qui fa vedere anche Donkey Kong, perché anche su queste macchine non è che non ci giravano i giochi, per carità, però erano macchine nate, strutturate per fare grafiche audio a livelli professionali, perché tanti studi di registrazione, come hanno visto le prestazioni audio dell'Apple, sono rimasti ad Apple, anche per, diciamo, anche nella seconda metà degli anni 90 c'erano degli Apple che riuscivano a scrivere in multitraccia in digitale come quasi nessun PC riusciva a fare, con il suo file system particolare, che si autoreframmentava praticamente, riusciva a registrare anche 16, 18, anche 24 tracce contemporaneamente in formato WAV, quindi calcolate la potenza pure di sfruttare gli hard disk, che poi erano gli stessi, certo i primissimi avevano degli hard disk scasi, ma poi cominciarono ad operare anche gli hard disk IDE e serialata, i Macintosh, quindi diciamo che la grande importanza era dovuta al sistema operativo e alla gestione del file system. Quindi eccolo qua, Steve Jobs, una mente veramente importante del nostro tempo, chiamiamolo così, del contemporaneo, anche se non c'è più, ma diciamo ha fatto la storia, ed ecco qui c'è la campagna abbonamenti al Retro Computer, un anno 50 euro invece dei 77. Io, come sapete, non faccio abbonamenti perché mi fa piacere aiutare il mio edicolante. A proposito, io so che queste live le vedono anche i miei genitori, approfitto per salutare mia mamma e mio papà. Ciao ciao, non so se la vedrete adesso in live oppure se la vedrete domani, dopodomani, comunque vi saluto con affetto. Allora, quindi qui c'è la campagna abbonamenti a Retro Computer.
Macintosh Performa, i modelli che portarono Apple sulla strada dell'iMac. Esatto, poi quando misero la i davanti a tutto, iPhone, iMac, iPod, che l'iPod mo se lo sono un po' scordato tutti quanti, ma è stato uno dei primissimi lettori MP3 di successo, di grande successo, ok? Con milioni di esemplari venduti, più dello Zoom, della Microsoft, più di tutti i vari lettori della Creative, che all'epoca sull'audio non aveva nulla da invidiare a nessuno, però Steve Jobs con questo iPod ha sbaragliato la concorrenza. Ok, comunque qui si parla, siamo nel 1998, l'iMac, quando poi tutto è diventato iMac, iPhone. Ok, andiamo avanti. Qui c'è proprio la storia, vedete? Mondo Apple. Guardate, guardate, questa è proprio la storia in una rivista, quindi vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, di andarla a prendere. Oh, e qua invece torniamo dall'altra parte, dalla Commodore, ok? E qua si parla di riparazione di un Commodore PET, terza parte, eccola qui, riparazione di un Commodore PET, terza parte. Allora, in questa puntata ci occuperemo del monitor del PET. Quindi erano tutte cose abbastanza semplici e con componenti discreti. Quindi diciamo che avendo, ecco, stavo dicendo, avendo uno schema elettrico, che si chiama schema elettrico, ma io lo chiamo più elettronico perché lì c'è sì, è vero, elettricità, ma c'è pure tanta elettronica, e quindi, diciamo, avendo lo schema elettrico, si può procedere tranquillamente alla riparazione e alla rimozione dei componenti elettronici bruciati o rotti. Ok? Guardate che bello tutti gli schemi, vedete? Poi se avete addirittura un oscilloscopio, che adesso si trovano pure USB per i PC portatili, gli oscilloscopi, con un software, due puntali da attaccare all'USB e ci sono i software che fanno da oscilloscopio, quindi potete vedere, diciamo, andare ad analizzare la forma d'onda nei vari punti tranquillamente con un oscilloscopio USB. Ok? Qua siamo al Crash Live 2024, il nostro report sulla principale convention europea del mondo Sinclair. E qui torniamo sulla l'antagonista della Commodore, la Sinclair, che fu seconda sotto il Commodore 64 come unità vendute. Ok? Perché ne vendettero talmente. L'hardware dello Spectrum. Oh, che bella questa pagina! Mi piace troppo questa pagina perché ci sono i vari modelli di Spectrum più 2, più 3, quindi c'era il primissimo era con la cassetta, quest'altro pure lo Spectrum più 2 un po' più scuro con la cassetta, poi c'era addirittura con queste RAM da 128K, ok, con questi flash disk, chiamiamoli così, come vogliamo chiamare, erano l'inizio delle RAM, diciamo, però erano standard Spectrum e quindi non si sono sviluppate perché c'era solo per lo Spectrum il lettore, quindi non si sono sviluppate. Oh, videogame sexy anni 90, l'impero dei sensi a 16 bit. Ok, e qui c'è un bel articolo su questi giochi degli anni 90, quindi siamo andati, cioè vedete come l'evoluzione, guardate che immagine che ci hanno messo qua. Ma voglio vedere se me la censurano. Ah, grafica asci, tra un po' è grafica asci, mannaggia la miseria. Oh, guardate che è sempre alla giapponese, sempre alla giapponese. Me ne metto pure più vicino, tanto non penso che ci sia niente di male. Oh, e qua Silverstone produce un retro case. Oh. Andiamo avanti. Oh, Atari Portfolio. Questo non l'ho mai avuto, però ne conoscevo l'esistenza, vedete? Sono questi computerini
diciamo per l'epoca molto piccoli, portatili, con lo schermo LCD a bianco e nero, schermo LCD a bianco e nero. Io non riesco a ricordarmi quello che ci potevamo fare con sti cosi, perché avevano veramente una memoria estremamente limitata e quindi una capacità di immagazzinamento dati molto molto limitata. Che ci facevamo non lo so. Made in USA. Andiamo avanti sempre analizzando questo mini computer portatile, se si può definire così, perché al giorno d'oggi riusciamo a fare delle cose anche molto interessanti, basta vedere i telefonini. Per me sono una conquista tecnologica, il cellulare che fa paura, avere una macchina fotografica dallo spazio praticamente inesauribile, una fotocamera e un computer con cui fare qualsiasi cosa, anche operazioni bancarie. Io adesso pago tutto con Google Pay, tranquillamente col cellulare, non ho più neanche il bancomat, quindi voglio dire, è un passo tecnologico il cellulare, se ci pensate è veramente incredibile. Qui passiamo al compact computer, il CC40, il pocket computer di Texas Instruments, vedete? Quindi sempre questi pocket computer, diciamo, per l'epoca di spazio molto ridotto, occupavano poco spazio ed erano quindi anche abbastanza portatili. Ok? Però non riesco a capire che cosa ci potevamo fare. Texas Instruments Modem, la Texas Instruments Printer, la stampante, vedete? E poi c'era pure il nastro magnetico. I nastri magnetici, se vedete nel mio canale il video principale è dedicato appunto allo Whopper, al film Star Wars, giochi di guerra, e all'epoca c'erano appunto questi diciamo computer, questi mainframe che andavano a leggere i dati su dei enormi nastri magnetici, quelli che tanto piacciono a Marco Valleggi, che lui li utilizza invece dal punto di vista audio, anche su un ultimissimo video, mi pare che si sia dedicato ad uno di questi, un Sabba mi pare, andate sul suo canale MVV Blog a vedere, ma mi pare che abbia trattato un Sabba, un registratore a bobine, così si chiamano, con quelle bobine enormi che conosciamo, e niente, praticamente anche i computer andavano a registrare i dati su queste bobine e riuscivano poi a leggere, questo ancora prima degli hard disk, mi sa, perché gli hard disk dei mainframe erano, io ce l'ho una foto da qualche parte, mi pare che l'ho pure pubblicata, mi pare di averla ritrovata a casa dei miei. Io facevo il militare, dovevamo cambiare un hard disk, era una cosa così grande, guarda, così grande, ma pesava una tonnellata, dentro ci stavano dei piatti più grandi di un 33 giri, più grandi, ed erano tutti di metallo che giravano con tutte queste testine molto molto grandi. Niente, quello era un hard disk, ma erano i primissimi. Per fare girare tutto quell'ambaradama servivano dei motori molto potenti. Diciamo un hard disk consumava un sacco di corrente, occupava un sacco di spazio, non era fattibile averlo dentro casa. Poi piano piano si sono rimpiccioliti, ma ce n'è voluto di tempo per passare dal mainframe poi ai computer che conosciamo adesso, con degli hard disk molto molto piccoli, che poi piano piano adesso andranno a scomparire. È vero che la capienza degli SSD ancora non eguaglia quella dei dischi meccanici, perché i dischi meccanici li ho visti addirittura da 36 giga, un singolo hard disk serialata, ma invece gli SSD non ci arrivano a queste capacità. Se ci arrivano costano veramente uno sproposito. Non so se vi ho fatto vedere questo con questi, diciamo, chiamiamoli lettori magnetici, non lo so. Ok, andiamo avanti. Amstrad PC 1512, il PC delle masse. O anche la Amstrad ha fatto tanto, è veramente un'azienda veramente che ha fatto la storia, anche la Amstrad. Poi parleremo anche della mia avventura con Amstrad, che non erano dei computer, perché Amstrad ha fatto un po' di tutto. Ok, vedete i dischetti colorati che io compravo per il Commodore 64, Amstrad li dava insieme ai suoi PC con eventualmente dei dati dentro, ma magari il sistema operativo.
e infatti c'è stata System Disk, quindi con un sistema operativo che ricorda molto Windows. Eccolo qui, anche Geos ricorda, vedete? Ricorda anche Geos questo sistema operativo, se riesce a metterlo a fuoco, vedete? Bello, bello, veramente bello. Quindi questi sono i PC dell'Amstrad. Poi andiamo avanti. La rinascita di un Amstrad PC 1512. Qui si vede che hanno fatto una riparazione, poi per trovare... vedete, quello è un frattale. Questo qua in alto è un frattale. A me piaceva tanto con l'Amiga 4000 e l'Amiga 1200 anche, che erano accelerati col 68030, io ce l'avevo, andare ad utilizzare Fractal Design, o anche c'era Scene Generator, forse c'è ancora su Aminet, Scene Generator, che era un programma che, sfruttando i frattali, quindi i calcoli matematici, riusciva a far disegnare al computer tramite calcoli matematici dei paesaggi bellissimi, con delle montagne, l'acqua che scende, che ne so, la neve, ed era tutto calcolo frattale, tutto calcolo frattale. MS-DOS, storia e curiosità del sistema operativo che ha conquistato il mondo. Allora, MS-DOS, che sta per Microsoft Disk Operating System, è il primo sistema operativo della Microsoft, ok? Prima ancora di Windows 95. Ricordo che Windows 3.1, 3.11 non erano sistemi operativi, ma programmi che giravano sotto DOS, ok? Allora, uscì anche il Dr. DOS, uscì anche il FreeDOS, che erano tutti sistemi operativi volti ad accedere a file e cartelle presenti su delle memorie di massa, quindi come i floppy, che ne so, da 5 pollici e un quarto o 3 pollici e mezzo, o anche sugli hard disk. Quindi diciamo che il compito principale del sistema operativo in quegli anni era accedere a file e cartelle, e poi veniva in secondo ordine il fatto di poter eseguire dei programmi. Ricordo che il sistema operativo di Amiga, la shell di Amiga, era già multitasking, quindi già su Amiga 1000, Amiga 500 eccetera, quando noi avevamo la shell aperta, potevamo aprire un'altra finestra con la shell e fare 2, 3, 4, 5, 6 cose contemporaneamente, cosa che il PC con MS-DOS non poteva fare. Se tu mettevi a copiare dei file su una finestra in MS-DOS, aspettavi che quella copia fosse finita. Su Amiga, mentre copiavi i file, aprivi un'altra finestra e andavi a rinominare dei file in un'altra cartella. Quindi potevi fare più cose contemporaneamente su Amiga, mentre invece, eppure ovviamente su Unix e multitasking, Biro no! C'ho la cagnolina che ha beccato qualcuno fuori alla porta, ok? E quindi qui c'è tutto un articolo su MS-DOS, in questo caso il sistema operativo sul disco della Microsoft, Disk Operating System MS Microsoft, ok? E qui la seconda parte dei comandi grafici associati ad un linguaggio di programmazione che io ho tanto usato sul Commodore 64, che è il Simon Basic. Simon Basic, praticamente il Basic del 64 non aveva tutti questi comandi, e il Simon Basic ce n'aveva tanti aggiuntivi, ma rendeva programmare col Commodore 64 piacevole. Il problema del Simon Basic è che poi per leggere questi programmi ti serviva il Simon Basic, quindi non erano compatibili col Basic V2 del Commodore 64. Quindi il Simon Basic ottimo per programmare, tanto di cappello, l'avevano messo anche su cartuccia il Simon Basic, vedete, il Simon Basic, però bisognava sempre avere il Simon Basic poi per andare ad eseguire i programmi scritti in Simon Basic, e questa era una piccola limitazione. Però come vedete il Commodore 64 poteva poi fare cerchi e oggetti
semplicemente con 3-4 righe di comando, come faceva il fratello Spectrum con plot, draw, circle, erano tutti i comandi dello Spectrum per andare a disegnare su schermo un cerchio, una linea, o ad attivare, ad accendere o spegnere un punto, che poi si poteva dare anche il colore, che poi con i cicli for, to do, next, si potevano anche fare dei cerchi concentrici o dei cerchi con un centro su una linea, e quindi tanti cerchi uno accanto all'altro. Si potevano fare tante cose che io con lo Spectrum mi divertivo a fare, facevo vedere che si potevano fare tanti triangoli uguali tra loro, che avevano però il centro spostato, triangoli rettangoli. Tu facevi un triangolo rettangolo qua, poi uno accanto, e venivano tutti questi triangoli sullo schermo, no? Era bello, perché attraverso dei cicli, dei semplici cicli, potevi fare, non dico una demo, perché poi per fare una demo già si parla in ambiente grafico e musicale, quindi una demo è fatta di grafica e musica, quindi e scritte soprattutto. In questo caso erano soltanto dei disegni, delle cose fatte a video, che potevano risultare molto, molto interessanti. Ok, qua c'è l'Homebrew, giochi nuovi per vecchi computer. L'emulazione è giocare ai vecchi giochi sui nuovi computer e console, ma esiste anche il suo opposto. Ok? Homebrew, quindi giochi nuovi per vecchi computer. Andiamo avanti, guardate qua, questo è un VIC-20, il VIC-20 che si distingue dal 64 per la tastiera. Vabbè, il case era bianco ovviamente, e poi c'ha i tasti funzione marroni, anche se il buon Luca Cusani, che ne ha tanti di VIC-20, ne ha di tutti i tipi, anche il VC20, ha tantissimi, il VIC-1001, ne ha tantissimi. Oh, e quindi qua si parla addirittura di un computer della Sony, ok? ZX Spectrum, e qua c'è invece l'Atari, quello mi sembra che sia un 1084S. Vediamo un po' se ho detto una stupidaggine. Atari, non lo leggo bene. SAM 124, SM 124. Vabbè, allora andiamo avanti, non lo riesco a leggere. Allora, Atari Falcon 030, mamma mia, questo è stato il sogno per tanti, l'Atari Falcon 030, ne hanno fatti pochissimi esemplari, costava uno sproposito, l'Atari Falcon 030, e c'aveva il processore che c'aveva l'Amiga 4000, cioè c'aveva il Motorola MC 68030. Tanta roba il Falcon 030. L'ultimo computer, la produzione dei computer Atari si concluse con una macchina diventata leggendaria tra gli appassionati. È quello che ho detto io, visto, senza leggere qua, cioè, sì, è diventato leggenda del sogno, 32 bit computer, Motorola 68030, se non mi sbaglio era pure abbastanza veloce, perché non mi ricordo se era 40 o 50 MHz, una cosa del genere. Comunque era una bellissima macchina questa, l'Atari 030. Vabbè, l'Atari 520 ST, voglio dire. Ok, andiamo avanti, quindi queste due pagine ve le ho fatte vedere, il Falcon 030, e andiamo avanti. Andiamo avanti, guardate quanti Atari. Pure Atari ha fatto dei computer, io mi ricordo di aver giocato e di essermi appassionato anche a un gioco che fu abbastanza iconico sull'Atari, che fu Silent Service, il simulatore di sottomarino, bellissimo. Poi uscì la versione anche per Commodore 64 di Silent Service, però io rimasi sempre affezionato a quella versione particolare di Atari, perché ci ho giocato molto di più, si vede. Qui si vede ovviamente le due viste laterali, con le porte joystick da una parte, il drive dall'altra, che ricorda molto 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 l'Amiga. Ok? Quindi ci sono, da una parte c'è il floppy, come vedete, da 3 pollici e mezzo, e poi dall'altra parte ci sono tutte le connessioni, compresi i joystick, e poi c'è la parte di dietro
dove ci sono altre connessioni, tra cui la corrente direttamente alimentata a 220. Come vedete c'è diciamo, lo spinotto classico di tutti i PC, vedete? E quindi andava alimentato direttamente a 220. Ovviamente vi ho fatto vedere, si vedevano anche seriali e parallele per la stampante e per il modem. Ricordo a tutti quanti che quando io ero piccolo, per connettersi diciamo alle BBS con un modem era necessario, se non ce l'avevi interno, una porta seriale, mentre la parallela era dedicata quasi esclusivamente alle stampanti, ok? Quindi diciamo che furono due porte tanto utilizzate prima della nascita dell'USB. Andiamo avanti, guardate, siccome manca ancora parecchio, vedete quanto è grande questa rivista, è veramente infinita. Oh, Silicon Graphics parte 2, le Workstation. Oh, vedete, Workstation Silicon Graphics, a me mi fa sempre tornare in mente il Draco, diciamo il computer col sistema operativo di Amiga, che ricorda molto poi Silicon Graphics, una Workstation Silicon Graphics. Ricordo che le Silicon Graphics erano delle macchine prettamente dedicate al video, ok? Quindi erano, ecco qua infatti si vedono che erano pure degli armamentari, degli armati giganteschi, vedete questo? Erano parecchi e stavano su rotelle, e questi venivano utilizzati prettamente per la grafica. Silicon Graphics pure, sono tutte cose che hanno avuto successo in quegli anni e come vedete poi non è che se ne parla più. Ti è? Guarda che roba. Silicon Graphics, le Workstation. Questo qui assomiglia molto a Draco. Guardate, questo qua. Questo assomiglia molto a Draco. Che a Pianeta Amiga 97-98, quegli anni lì, il Draco c'era. Qualcuno l'aveva portato, chi ci lavorava, per mostrarlo, diciamo. Quindi, oh, guardate qua, ma quante ne hanno fatte le macchine Silicon Graphics? Ma queste erano roba professionale, costavano uno sproposito, queste macchine Silicon Graphics. Bellissimo questo articolo, me lo voglio proprio leggere perché, ecco, questo è un mondo per esempio che conosco solo in teoria, ma che non ho mai avuto. Oh, Cray 1, la nascita del supercomputer. Ok, è un uccello, è un aereo? No, è un supercomputer. Eccoli qua. Allora, come sapete, allora, supercomputer, io vi dico una definizione molto semplicistica, se vogliamo, dei supercomputer. Allora, le grandissime aziende, come vuoi la NASA o altre aziende statali, ma grandi, di Stati Uniti, Giappone, Cina, eccetera, avevano sempre e hanno ancora sempre più bisogno di velocissimi processori per effettuare calcoli su quelli che sono grandi e complessi problemi. Ok? I supercomputer nacquero appunto per risolvere questi problemi più velocemente possibile. E che cosa distingue un supercomputer da un computer normale? I supercomputer vengono dotati di innumerevoli CPU, ce ne stanno alcuni con 1000 CPU, 2000 CPU, ok? Vengono dotati di tanta RAM per poter poi elaborare grandi o grandissime quantità di dati e gli stati si fanno la guerra a chi ha il supercomputer più veloce. Poi ci ricordiamo tutti, Deep Blue era un supercomputer che era stato istruito per giocare a scacchi, che poi perse contro Kasparov, mi pare, diciamo in un 2 su 3 di partite a scacchi, se non ricordo male. La prima la perse Kasparov e poi Deep Blue non ce ne fu per nessuno e ovviamente l'uomo sulla macchina era riuscito a vincere. Non so se attualmente con i supercomputer che ci sono, io so che ce ne sta uno enorme in Cina e uno bello veloce in Giappone, ma comunque gli Stati Uniti non stanno a guardare, non si fanno sorpassare, quindi pure loro ci avranno un supercomputer da paura. Tra l'altro è venuto meno anche il Boeing, il calcolo strutturato in rete,
io facevo parte del SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, ho contribuito a, diciamo, ad elaborare un'enorme quantità di work unit. Che cosa era il SETI? Ve lo dico in due parole. Il SETI andava a mettere a disposizione per l'elaborazione i dati catturati dai telescopi che stavano ad Arecibo. Praticamente questi dati avevano necessità di essere, diciamo, di essere scansionati e verificati, e avevano messo a disposizione un tool che si scaricava direttamente sui propri computer, che sfruttando i tempi morti della propria CPU andava a fare queste elaborazioni e a mandare i risultati direttamente al SETI. Ok? E io ne avevo messi tanti dei computer a elaborare queste work unit. Poi tutto questo progetto passò nelle mani dell'Università di Berkeley, e diventò il Boeing. Ok? E il Boeing viene ancora utilizzato, ma molto poco, perché i computer molto veloci già ci sono, e tra l'altro vengono anche utilizzati per le criptovalute, per tante cose. Ci sono schede video con GPU molto molto veloci, quindi non c'è più questa necessità. Addirittura secondo me attualmente non ce la facciamo in tempo a catturare questi dati, e poi darli da elaborare a dei computer, perché magari vengono pure elaborati in tempo reale mentre vengono catturati. Quindi non c'è quasi più bisogno, però ci sono tante altre, per esempio particolari rami della medicina hanno bisogno di questo calcolo strutturato. Allora il Boeing è ancora attivo per alcuni progetti, e quindi se uno vuole partecipare, tra l'altro è gratuito, non vieni pagato ovviamente per questa cosa, però puoi dire ho partecipato, che ne so, a tale progetto o a quell'altro progetto, perché poi lì quando vai sul sito Boeing ci sono tutti elencati i progetti che sono ancora attivi. Il SETI oramai è sospeso da tanti anni. Questo per dirvi di supercomputer che però ancora ci sono, e se uno ha diciamo, una nazione ha un supercomputer, è ovvio che non c'ha bisogno più di nient'altro, perché questi guardate quanto erano grandi. Qui si fa vedere veramente la storia degli anni 70, questi sono i computer proprio i primissimi anni 70, quelli che si vedono poi in Wargames, giochi di guerra, e quelli che ho visto pure io quando ho fatto il militare negli anni 90. Ce n'era uno a Vialangelico, e quando sono entrati in Ericsson noi c'avevamo un supercomputer, un IBM 3270, che poi non è un supercomputer, è quello lì, era più un mainframe, non era un supercomputer. Comunque occupava un sacco di spazio pure quello, c'aveva migliaia di cassette e c'erano due lettori enormi di cassette. Comunque ecco qua, i pionieri del videogioco in Italia, la CSP Microgame. Spettacolo, eh? Oh, qui si rivede un'altra volta il VIC-20 e il PET, come vedete la Commodore la fa un po' da padrone su queste riviste, eh? Qui c'è un VIC-20 da una parte e un Commodore PET dall'altra. Ok? Andiamo avanti veloce, anche perché si fa tardi, sono quasi le 5. Oh, qua ci sono anche un po' di giochi, eh? Guardate. Ok, andiamo avanti, ci siamo quasi alla fine però. Allora, AdKit Company, l'elettronica alla portata di tutti. Oh, un'altra cosa che c'è da dire, chi era appassionato di computer spesso e volentieri, ovviamente non è una regola generale, ma spesso e volentieri era anche appassionato di elettronica, come lo ero anche io. A me piaceva tanto mettere pure le mani dentro a un videoregistratore, dentro a una piastra. Io ho un PC, sì, un PC, ciao, uno stereo portatile che io lo smontai, lo rimontai, ho detto, l'ho modificato, eccetera. Poi alla fine oramai mi è rimasta solo la scocca fuori, perché modifica, smonta, leva sta piastra, ti mettila, fai, dici, ci ho fatto tanta esperienza su quello sterietto portatile della Alco, che già ho fatto vedere anche in un video che è sul mio canale, ok? E quindi chi era patito di computer era quasi sicuramente pure patito di elettronica a quell'epoca, magari non a livelli molto, molto specifici, ma almeno l'elettronica gli piaceva, e piaceva costruire qualcosa a LED soprattutto. Ok? Guardate, guardate, bella bella questa rivista, perché abbraccia un po' tutti i rami del retro computing. Ok? Quindi molto molto bella.
Ok, la storia dei browser, evoluzione delle porte digitali verso il web. Allora, se devo dirvi una cosa, il primissimo browser che io ho cominciato a mettere in Ericsson quando uscì Windows 95 non era Explorer, perché Windows 95 la primissima versione usciva senza Explorer, poi uscì un dischetto che si chiamava Windows 95 con Internet Explorer, ma però noi utilizzavamo Netscape Navigator che ci trovavamo molto molto bene, anche se i siti erano semplicissimi. Poi all'epoca i computer non avevano accesso a internet, quelli che io davo con Windows 95. Parliamo dei primissimi 166 MMX, 133, i primissimi Pentium, diciamo così, proprio quelli che c'erano quando uscì, quando c'era il passaggio dai 486 di X2 di X4, c'era il passaggio ai Pentium, ai primissimi Pentium, e praticamente in quell'epoca uscì anche Windows 95. Windows 95, la primissima versione, non aveva Internet Explorer incorporato e per navigare sul web potevi scegliere e ti installavi Netscape Navigator, ok, che era molto abbastanza buono, e i computer andavano nella intranet aziendale, ma c'erano veramente un centinaio di pagine chissà come. Poi piano piano queste pagine sono aumentate, la intranet aziendale, la che era italiana, ovviamente per il ramo italiano di Ericsson, che all'epoca si chiamava TEI, Telecomunicazioni Ericsson Italia, ok? Quindi era veramente, veramente io ho vissuto la storia, l'evoluzione di tutto il World Wide Web, il www, anche come programmatore, perché poi mi sono programmato io in ASP, la mia BBS, l'ASP era il linguaggio di programmazione perché adesso è stato sostituito da ASP.NET, quindi ASP.NET, che è uno dei primissimi della Microsoft, che potevi tranquillamente far girare con un server, un Windows Server IIS installato sopra, Internet Information Server, che erano i servizi per il World Wide Web su un server Microsoft, ok? Questo è quello che vi ho voluto dire dei browser, ma io ne potrei parlare tantissimo, potrei parlare di Opera, potrei parlare di Firefox, potrei parlare di Dolphin Browser, potrei parlare di qua che io utilizzo ancora un browser è deprecato che non si trova più, che si chiama Avan Browser, ok? Ce ne sono stati tanti di browser che si sono dovuti evolvere insieme all'evoluzione del web, a tutte le sicurezze, HTTPS. Ah, qua si parla di una casa di produzione di giochi, soprattutto per Amiga, che è la Team 17, Team 17, che ha fatto un sacco di giochi, uno più bello dell'altro. Sì, Project X aveva fatto, sì, spaziale, c'era Project X, molto 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 bello, ma comunque sono tantissimi i giochi, non ultimo il Worms, i Vermi, Full Contact, Super Frog, Alien Breed, cioè guardate, qua ci sono un po' di giochi della Team 17, Team 17, guardate che spettacolo. No, no, all'epoca quanto c'è ancora da dire di questi anni, quanto potrei ancora dire io di questi anni che hanno, diciamo, hanno caratterizzato la mia infanzia. Guardate che sono stati veramente degli anni d'oro, secondo me. La macchina zero, Mario Chu è il primo computer Olivetti. Ecco, la Olivetti, per esempio, una cosa che mi ha fatto piacere è rivedere le stampanti ad aghi Olivetti negli uffici postali, ok? Quindi io ho visto che negli uffici postali avevano messo tutte stampanti nuove, sono tutte belle nere, nuove, però per poter leggere il foglio che voi mettete dentro, non ne so, quando avete un libretto postale di quelli che non sono digitali, perché io ho anche dei libretti postali che non sono digitalizzabili, ancora vengono stampati con la stampante ad aghi, diciamo gli interessi non ci stanno più, vabbè, diciamo, il residuo, eccetera, quando vai a ritirare o quando vai a depositare, e praticamente quelle stampanti ad aghi sono ancora Olivetti, e la Olivetti ha fatto la storia in Italia del personal computer e delle periferiche. Non scordiamoci che tante banche, tanti uffici postali utilizzavano solo macchine Olivetti. Olivetti era sinonimo di stabilità e di durabilità nel tempo. Erano delle macchine molto molto buone, ovviamente tutto si rompe con l'uso, queste erano macchine progettate proprio per un uso intensivo, come può essere quello di una banca
o di un ufficio postale. Adesso chi ci va più in banca? All'ufficio postale ho visto che c'è ancora un sacco di gente. In banca stanno chiudendo tutti gli sportelli perché tutto quello che ti serve di fare lo fai con l'app. E quindi ecco che torniamo ai cellulari. Vabbè. Varese Retro Computing, questa è un'altra fiera dedicata al retro computer. Ricordiamo che Luke 74 Channel, Davide Gatti, Giusim 89, Marco Valleggi, domenica saranno tutti quanti insieme a non mi ricordo come si chiama, però è un evento di retro computing molto 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 famoso a livello italiano, quindi se volete conoscerli andateci. Allora, ecco che qui c'è l'altra pagina dedicata al Varese e poi c'è diciamo gli arretrati di questa bellissima rivista Retro Computer. Ok, questi sono i primi 6 numeri, dove questo è il settimo, c'è scritto qui sulla costina. Ovviamente non lo riuscite a vedere così da lontano, però così sì, vedete 07. Allora, e quindi niente, ho la borsa dei computer e qui ci sono le valutazioni di tutti, ma prendeteli con le molle perché purtroppo le valutazioni, io vedo che ci stanno dei computer che un giorno stanno a 1000 euro e il giorno dopo li vedi a 100 euro, se capisce niente. Nel prossimo numero ho l'Amiga 600, quanto mi piace a me l'Amiga 600, voi non potete capire, io l'Amiga 600 me la portavo in giro, lo può confermare anche un mio grande amico, anzi che saluto, Luke, che non è Luke 74 Channel, è più grande di me di 5 anni, lo saluto con affetto, ci sentiamo spesso e volentieri. Anche a lui è piaciuta tanto questa Amiga 600 proprio per le dimensioni ridotte e per la versatilità che ci permetteva. Questo era talmente piccolo, prendi questo, il trasformatore suo e il cavetto per collegarlo alla televisione, c'hai tutto, un joystick e c'hai tutto per andare in giro. Era veramente un ottimo computer questa Amiga 600, anche più piccolo perché il 1200 lo hanno allungato per aggiungere il tastierino numerico, ok? E quindi pure per avere più spazio per la scheda madre, visto comunque io ho l'Amiga 600, ho visto che ce ne stanno tantissimi, ne hanno venduti senza hard disk. Io dovrei avere pure con la scatola se non mi ricordo male, perché io lo comprai proprio nuovo, ed era l'Amiga 600 HD con 40 mega di hard disk, non erano tanti 40 mega, però per l'epoca erano 40 dischetti, pure di più perché un dischetto di Amiga era 880 KB contro i 720 del PC. L'Amiga ci riusciva a mettere 880 KB, vedete differenza di file system, stesso dischetto, stessa grandezza, identico, lo stesso dischetto, formati su Amiga 880 KB, formati sul PC 720. Quello è il file system, quello che io vi dicevo e vi parlavo quando parlavamo di Apple. Perché Apple riusciva a scrivere 24 file wave contemporaneamente musicali su un hard disk? Perché aveva un file system molto più stabile rispetto a quello del PC che ci aveva fatto 32 all'epoca. Cioè, diciamo che faceva ridere. Poi, vabbè, con l'NTFS, addirittura con l'NTFS 5 già ha risolto un po' di problemi, però diciamo che il file system è sempre quello, non sono state fatte chissà che migliorie al file system. Il file system, la Apple ci dedicò molta più attenzione e infatti il file system di Apple diventa, a parte che è molto più stabile, ma poi è molto più rapido in lettura, scrittura e tutto, cioè riesce a sfruttare l'hardware in modo completamente diverso dal PC. Va bene, mi sono stancato oggi, eppure la live che è durata è quasi un'ora adesso, ma comunque, allora, siamo addirittura d'arrivo. Cosa dirvi? Vi devo dire senz'altro che domani facciamo questa live per il 1000° video pubblicato sul mio canale YouTube. Sono 1000 video, non sono pochi, non sono tanti, ma voglio ancora ammettere che ci sono tantissimi ancora da pubblicare, ne sto producendo anche altri. Mi fa piacere che vedo che alcuni vengano visti anche più volte, diciamo, cioè abbiano dei numeri un po' più alti di quelli a cui ero abituato io, mi fa piacere questa cosa. E niente, io in chiusura di live vi invito come sempre ad iscrivervi al canale qualora lo riteniate opportuno, qualora vi piaccia
quello che faccio. Io, vedete, faccio gli unboxing soprattutto di qualunque cosa che compro e soprattutto di vinili, visto che gli unboxing quasi sempre sono di vinili. Poi faccio gli sfogliamo insieme di anime, manga, c'ho tanti sfogliamo insieme che voi non avete idea. Oltre a questi qua che vedete qua che sono arretrati, tutta sta roba, qua c'è Zap, oltre a questi arretrati, c'erano tanti di là che c'è un progetto di fare che è una cosa incredibile, quindi sfogliamo insieme verrà potenziato, perché è un format che mi piace, io vi dico, vi racconto diciamo degli aneddoti della mia vita mentre vi mostro una rivista, un libro o qualunque altra cosa, un fumetto, qualunque cosa, e vi racconto quello che io ho vissuto in quell'epoca. Poi ovviamente continueremo con i Tear Down, un altro format che mi sono inventato è i Tear Down. Dobbiamo smontare ancora un sacco di PC che li devo andare a prendere in soffitta, alcuni ce l'ho nel box. Io mi sono ricordato che nei miei box ho i HP Kayak XU, che sono delle workstation dell'HP, ho ancora dei net server LH Pro, LXE Pro, eccetera, che sono dei server dell'HP, quindi potrò pure durante questi teardown farvi vedere la differenza tra una workstation e un server, perché uno si chiama server e perché quell'altro si chiama workstation, e che differenza c'è tra PC, server e workstation, che sono tre architetture completamente diverse una dall'altra e diciamo ingegnerizzate per scopi diversi uno dall'altro. Ok? C'ho tanto materiale, dobbiamo vedere tutta la roba della Commodore che c'ho, tutta la roba della Sinclair, c'ho un sacco di roba dell'Atari, c'ho un fagotto di roba che durante quest'anno bisognerà per forza vederla tutti quanti insieme, devo fare diciamo una cernita, devo capire quello che c'ho e quello che non c'ho. Ok? Allora, quindi fermo restando che domani alle 10:30 di mattina ci vedremo per la live del 1000° video, canale mio YouTube. Domani è il 28 marzo, domani, venerdì. Vi invito a visitare i siti che trovate che scorrevano sopra. Il primo è classe74.it, a cui sono molto affezionato e che ci ho dedicato parecchio tempo. Il secondo è magliettevintage.it, dove troverete tante magliette di tutti i tipi, potete partire da lì per poi andare ad acquistare su Amazon. Oppure c'è starwarsstore.it, dedicato alla galassia lontana lontana, legolando.it, che è dedicato ai Lego, a questo mondo infinito che sono i Lego. Poi c'è ovviamente un altro sito a cui sono particolarmente affezionato perché sono un grandissimo collezionista, avendone oltre 6.000, che è il mondo del vinile.it. Lì ci sono dei vinili in vendita su Amazon, ok? Divisi in vinili di musica italiana, vinili picture disc, vinili colorati, special edition, limited edition, quello che vi pare. Andate a vedere il mondo del vinile.it. E poi lo cito sempre per ultimo, ma anche questo ci ho perso un sacco di tempo, che è renijstore.it. Renijstore è dedicato alla musica, ci trovate anche però i mobiletti per il vostro impianto videoludico, che ne so, per metterci una Xbox, una PlayStation 5 e poi che ne so il decoder 5.1 o 7.1, adesso vanno anche i 7.1. Ci potete mettere non lo so, un bel amplificatore, un lettore di CD, di Blu-ray, quello che vi pare. Insomma, ci sono anche dei mobiletti che possono ospitare, diciamo, tutto l'impianto multimediale. Ok? Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento a domani alle 10:30 di mattina, sempre su questo canale, e festeggeremo insieme il 1000° video del mio canale YouTube, www.youtube.com/Renato De Vita. Ok? Io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me, Reni Retro. Sono le ore 17:10 di questo giovedì 27 marzo 2025. Ricordatevi che, a quello che so, durante questo weekend, quindi tra sabato e domenica, ora legale. Ok? Grazie a tutti di essere stati qui con me. Ci vediamo domani, domani ore 10:30, sempre su questo canale YouTube, mi raccomando,
non mancate. Un saluto da Roma, da Reni Retro. Ciao, e andate a comprare retrocomputer all'edicola, ok? Ciao a tutti.